Dopo aver girovagato nel quartier del Piave, eccoci nuovamente nelle prealpi orientali, quelle che confinano con il Cansiglio. Siamo nei pressi degli abitati di Fregona, di Osigo, di Montaner, di Cordignano. Quest'oggi andremo ad effettuare un anello che parte proprio da Osigo e attraverserà questi splendidi boschi che ricoprono la parete sud-occidentale del Cansiglio. Arriveremo poi alle ampie praterie di Cadolten per inserirci successivamente nella Val Armada o Strada del Santo, chiudendo così l'anello. Come di consueto anche argomenti culturali, in questo caso la storia di un antichissimo castelliere paleoveneto, ma anche una curiosità un po' anomala apparentemente. Parleremo infatti di Tazio Nuvolari. La partenza del sentiero Nino Lot si trova nei pressi del Pont delle Levine, lungo la strada che da Osigo porta in Cansiglio. Seguiamo il segnavia 1036A e dopo aver incontrato un pianoro con dei ruderi, entriamo nel bosco camminando tra rocce affioranti. La traccia è sempre ben marcata e a quota 800 metri notiamo la tabella del sentiero dei Balot, possibile variante. Ancora pochi minuti ed eccoci arrivati al bivacco Nino Lot, a quota 1010 metri. Questa costruzione fu edificata circa 20 anni fa, a partire da un vecchio rudere diroccato. I lavori furono eseguiti da alcuni frequentatori della montagna di Cordignano, che hanno voluto intitolarlo, insieme al sentiero, ad uno dei loro più amati amici, scomparso nel 1995, Giacomo Lot, detto Nino, classe 1925. Ci riposiamo sedendoci sulle panchine all'esterno e riprendiamo la salita in direzione di Cadolten. Alcuni tratti leggermente esposti sono agevolati da un cordino metallico, ma complessivamente il sentiero non presenta alcuna difficoltà. Arriviamo in località Pigotera, dove sorgono alcune casere e poco dopo incontriamo gli splendidi faggi, tipici del Cansiglio, ai piedi del Monte dei Foresti. Superato il vecchio roccolo detto Rente, la vista si apre all'improvviso verso le colline del Vittoriese e i laghi di Revine, e nelle giornate più limpide non è raro osservare l'Adriatico. La strada che da Fregona porta in Cansiglio per decenni è stata teatro di una storica competizione automobilistica. Nacque nel 1924 e vide fronteggiarsi piloti famosissimi come il conte Ancillotto, Giuseppe Campari e lo stesso Tazio Nuvolari a bordo della mitica Alfa Romeo P2. Tra gli anni 60 e 70 vi fu il vero boom. Una decina di anni fa siamo stati coinvolti dall'Automobile Club Treviso, l'abbiamo portata avanti per 6 edizioni fino alla realizzazione del campionato italiano. Chi detiene il record e il maggior numero di vittorie è Danny Zardo. È una gara molto particolare, è un tracciato stretto e molto tecnico, sembrerebbe quasi una prova da rally più che da salita, però ha dei tratti molto veloci anche, che conta anche la velocità di punta. Non è stato semplice l'approccio alle prime edizioni che ho fatto, infatti ci ho messo un po' per riuscire a cominciare a vincerla, però dopo che ho rotto il ghiaccio l'ho vinta in successione diverse volte. Infatti nel 2010 sono riuscito anche a stabilire il nuovo record del tracciato, che è 2 minuti e 43 secondi. Siamo ormai alle quote più alte dell'escursione, circa 1200 metri, e di fronte a noi appare in lontananza il Monte Croce. Ancora panorami, ed eccoci nell'immensa prateria di Cadolten, dove sorgono casere, caserin e malghe. Scendiamo nella conca tramite una strada forestale che ci condurrà al capitello di San Floriano, che in passato fu un'importante meta di devozione durante l'alpeggio.
Iniziamo la discesa verso la Val Armada, lungo la strada del Santo, un'antica strada remiera diretta a Sonego che veniva utilizzata dalla Serenissima per trasferire a valle il legname impiegato nella costruzione dei remi della sua flotta navale. E giungiamo nei pressi di un altro importante capitello, dedicato a Sant'Antonio. Qui il panorama è veramente spettacolare verso la pianura, mentre a nord intravediamo la cima del Col Visentino. Riprendiamo la discesa lungo i ripidi pendii del Crep della Scala, seguendo il segnavia 1036A, ma facciamo una deviazione al Pian de Tieda, in direzione della chiesetta di San Daniele. Dopo il Col Pravinera notiamo alcune mura misteriose. Sul colle retrostante alla chiesetta di San Daniele sorgono i resti di un antichissimo sito archeologico, probabilmente riferibile all'età del ferro. In effetti è un sito di importanza strategica nonché storica non indifferente. Ci troviamo di fronte quindi alla presenza di popolazioni databili al V secolo a.C. con un ritrovamento importantissimo di una parte di fibula certosa, quindi molto probabilmente identificano popolazione veneta, o antichi veneti, paleoveneti o protoveneti come si vogliono definire, per poi un riabbandono temporaneo ancora fino al periodo romano, inizio alto medievale, inizio invasioni barbariche con ritrovamenti databili al periodo del IV secolo, V secolo d.C., ivi comprese le monete. Quindi la situazione del sito è interessantissima, ha un substrato archeologico e storico non indifferente che dura circa 1000 anni. Sarebbe molto interessante anche da riscoprire, rivalutare e chiaramente con le varie autorizzazioni riuscire a preparare una campagna di scavi, perché potrebbe portare alla luce cose molto molto interessanti. Ed eccoci finalmente alla chiesetta di San Daniele, anche qui un panorama invidiabile. Qualche minuto di cammino sulla Via Crucis, manca poco ormai. Siamo ormai al termine dell'escursione, stiamo scendendo lungo la Via Crucis che parte dalla chiesetta di San Daniele e tra pochi metri ci inseriremo in un breve tratto di strada asfaltata che ci porterà al punto di partenza, al Pont delle Levine, dove completeremo il nostro itinerario. Abbiamo percorso 8 km all'incirca, 4 ore di durata e un'altimetria positiva di 780 metri. Vi do appuntamento alla prossima escursione sulle Prealpi Trevigiane.